Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Siamo con il dottor Lorenzo Furlan, collega di Veneto Agricoltura. Oggi parleremo di cimici. Siamo invasi in questi giorni dalle cimici nostrane e anche dalle cimici asiatiche e vorremmo capirne un po' di più. Chi più di Lorenzo ci può aiutare a capire cosa sta succedendo? I vetri delle finestre, dentro le auto, in casa, dappertutto stanno arrivando queste cimici. Perché ce ne sono così tanti in questo periodo? Perché molti individui che si sono sviluppati nei campi coltivati stanno cercando il loro ricovero invernale, quindi si spostano dai campi, soprattutto in occasione delle raccolte, e cercano anche all'interno delle case dei posti per passare l'inverno in condizioni più favorevoli. Quindi cercano un rifugio per trascorrere l'inverno. È geneticamente previsto. Certo, ma perché in questo momento? Perché io non ricordo che negli anni passati ce ne fossero così tanti, o mi sbaglio? Le segnalazioni di cimici, della cimice verde che entra nelle case è piuttosto ricorrente anche negli anni scorsi. Ora abbiamo anche la cimice asiatica che ha aumentato ulteriormente le popolazioni di cimici. Adesso cimice verde più cimice asiatica fanno sì che gli individui siano ancora più numerosi e quindi la probabilità di avere individui che tentano di entrare in casa è ancora più alta. Qual è la differenza tra la cimice nostrana, quella verde, e la cimice asiatica? Dal punto di vista morfologico la cimice asiatica è più scura della cimice verde, ha una forma diversa del capo, delle colorazioni diverse in varie parti del corpo. Chi segue il bollettino culture erbacee di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org bollettino culture erbacee, può trovare dei bollettini specifici dove tutte le differenze e le caratteristiche principali sono descritte. Perfetto, però poi ci ritorniamo più in dettaglio su questa cosa, su questo servizio utilissimo di Veneto Agricoltura. Ma rimaniamo sulle cimici. Hanno degli antagonisti? Le cimici, come tutti gli organismi, hanno degli antagonisti. La cimice asiatica, che è di recente arrivata, si è trovata in una condizione favorevole perché non ha ancora trovato antagonisti molto specifici che la controllino, che sono presenti nelle aree di origine e non sono ancora presenti da noi. Ascolta Lorenzo, ma entriamo nello specifico. Cosa sta facendo Veneto Agricoltura contro questo fenomeno naturale che ogni anno in questo periodo si diffonde, ma che in alcune zone, soprattutto nei frutteti, sta la cimice asiatica causando veramente anche gravi danni? Sì, nei frutteti sta causando vari danni e noi all'interno delle nostre aziende pilota dimostrative cerchiamo di contrastare questo fitofago. Lo facciamo per quanto riguarda i frutteti con le reti anti-insetto, che sono oggi la soluzione migliore che abbiamo a disposizione, più efficace anche se costosa, perché i trattamenti chimici hanno un effetto molto limitato e non ci garantiscono sufficientemente. Leggevo proprio questa mattina che si sta parlando di introdurre un insetto che possa combattere la cimice. Mi sai dire qualcosa riguardo? Sì, ci sono delle possibilità tecniche col controllo biologico classico, l'introduzione dell'antagonista. C'è tuttavia una normativa europea che prevede una rigida valutazione degli effetti che l'introduzione può avere e quindi al momento non è possibile procedere, perlomeno in tempi brevi. Quindi le reti rimangono l'unica Le reti rimangono la soluzione migliore per quanto riguarda i frutteti, perché riescono effettivamente a tenerli al di fuori e a ridurre quindi i danni ed evitano anche tutti gli effetti collaterali dei trattamenti chimici che possono influire negativamente sul controllo di tante altre avversità e quindi restano dal punto di vista tecnico e anche dell'equilibrio ecosistemico dell'appezzamento la soluzione migliore. Ho capito. Ascolta Lorenzo, cosa fa esattamente la cimice sul frutto? Con le sue punture sono insetti dotati di apparato boccale pungente
quindi infilano il loro stiletto dentro la frutta, e questo provoca delle deformazioni a seconda del momento in cui avviene, anche piuttosto pesanti, che comportano una perdita di produzione sia in termini quantitativi che qualitativi. Questo vale, soprattutto qualitativi. e questo vale sia per la cimice verde che per quella asiatica? La cimice verde di fatto non è mai stato un grosso problema per i frutteti, e quindi no. Quindi la cimice asiata asiatica è molto più pericolosa. La cimice verde invece è solo fastidiosa. Sì, ma non ha mai dato, neanche lontanamente i problemi che ci sta dando la cimice asiatica. Spendiamo Su questo posso dire che noi collaboriamo con il Dipartimento DAFNAE, il professor Alberto Pozzobon principalmente. Quindi Università di Padova. Università di Padova, con il quale facciamo il bollettino e cerchiamo sia di porre in essere e verificare soluzioni di controllo nelle nostre aziende pilota dimostrative, sia cerchiamo di contribuire al monitoraggio durante tutta la stagione, sia cerchiamo di informare agricoltori e cittadini sull'evoluzione. Benissimo. Lorenzo, ti ringrazio per questo approfondimento. Ricordiamo, come lo hai già ricordato poco fa, che Veneto Agricoltura pubblica il bollettino colture erbacee. www.venetoagricoltura.org, bollettino colture erbacee. Tutte le informazioni sono disponibili in questo bollettino. Un arrivederci alla prossima settimana.